Amici sportivi, in diretta dal Pala Ciconia di Ponzano Veneto, vicino a Treviso, la 18ª giornata di campionato tra la Came Treviso e il Vitulano Drugstore Manfredonia. Stanno entrando le due formazioni in campo, andiamo a leggere subito quelli che saranno i protagonisti del match, con la formazione ospite che schiererà Ronaldo, Luis Garcia, Murgo, Gianatasio, Culani, Canal, Caio, Duelven, André, Nenna, Fiotta, Guerra, Barbieri. Per quanto riguarda invece la compagine di casa, Pietrangelo, Luis Filippe, Del Gaudio, Sutton, Musumeci, Giappa, Fior, di guida Perazetta, Zoni, Donin, Saccon. Gli arbitri inquadrati proprio in questo istante, che ricevono il 5 dai giocatori della Came: Andrea Saggese di Rovereto, Antonella Manca di Sassari, Giacomo Voltarel è il crono. Questi protagonisti per quanto riguarda la direzione di gara, e sicuramente una partita interessante, con la formazione di casa che cercherà di portare a casa l'intera posta in palio. La stessa cosa deve pensare di poter fare il Vitulano Drugstore Manfredonia, che ha la necessità di raccogliere punti importanti per ancora coltivare le speranze di salvezza. Andiamo a vedere quelli che sono anche i risultati che hanno contraddistinto sinora la 18ª giornata, con il 4-4 tra Fortitudo Pomezia e il Sandro Abate, poi il 2-2 tra Consilina e l'L84 Torino. La vittoria esterna del Napoli in quel di Pesaro per 6-2, il successo della capolista Ecco City Genzano contro i Vinum Italy Petrarca per 3-2. In programma ancora da disputare ci sono appunto ancora 4 partite, quella appunto che potete vedere ora in diretta, che inizia alle 17, poi alle ore 18 ci sarà Cosenza che ospita l'Active Network, poi alle ore 20 di domani Benevento Roma 1927, e alle ore 20:45 in diretta su Sky Sport una bella partita tra il Feldi Eboli e il Metta Catania. Per quanto riguarda la classifica aggiornata secondo questi risultati, appunto l'Eccoci Genzano è in testa con 38 punti, assieme come numero di giornate già disputate al Napoli, che però è dietro di un punto. La Came Treviso cerca la vittoria per poter raggiungere l'8° posto, l'ultimo posto a disposizione per quanto riguarda il pacchetto di squadre che disputeranno i playoff. Vuole raggiungere appunto il Sandro Abate a quota 25. Come vi dicevo, il Vitulano Drugstore Manfredonia è fermo a quota 9. Nella formazione di casa manca Wolex, squalificato per l'espulsione subita nella precedente partita. È tutto pronto, l'inizio del match sui piedi di Giappa, e in particolare della formazione di casa, che prova subito a verticalizzare per lo stesso pivot. Ancora Saccon per Sutton, circolazione di palla all'interno della propria metà campo da parte degli uomini di Rocha. Rilancio per Giappa, che di destro non riesce ad arpionare il pallone, gli sfugge e finisce fuori dal rettangolo di gioco. Primi secondi di partita, fasi di studio con le prime indicazioni anche da parte dei due tecnici Remoura e Silvio Rocha, con il pallone rilanciato subito fuori dal campo dall'estremo difensore della formazione ospite, che ora è ancora in fase difensiva. Le indicazioni di Saccon, vediamo che c'è lo sganciamento di Donin, la palla per ancora Saccon, c'è un fallo secondo l'arbitro commesso in attacco dal giocatore della Came, che è sorpreso per questa scelta da parte dell'arbitro. Intanto Lucio si porta fuori il pallone, con la palla ora per Saccon, che la rimetterà in gioco.
Punteggio ancora di 0-0 dopo i primi 45 minuti, pardon, 45 secondi di gioco, con Sutton per Giappa, cade a terra il capitano, guarda l'arbitro Antonella Manca che fa proseguire. Ancora quindi il possesso di palla da parte della formazione biancoceleste, con Canal che cerca una diagonale, ricordiamo autore di 12 reti, il giocatore con la maglia numero 11, il primo tentativo del qui inquadrato numero 11 Canal. La rimessa in gioco con le mani da parte di Pietrangelo. Pallone, vediamo che c'è un tentativo di pressing su Donin, in particolare di André. Palla per Giappa, cerca lo spazio, non lo trova, anzi ci riesce ora, e poi ancora una volta è stato bravo il portiere della formazione ospite a usare il proprio corpo per salvare la propria porta. Quindi risultato che è ancora bloccato sullo 0-0, sicuramente azione importante a favore della Came Treviso, con Giappa che cerca ancora nuovamente di intervenire, anticipato da Giannatasio. Ora c'è il pressing di Giappa, pallone recuperato da Donin, Donin in posizione centrale, prova il sinistro in qualche modo. Ancora l'intervento del portiere Caio, e la palla che ora è destinata sulla sinistra, triangolazione ma che non viene portata a termine, non viene conclusa dalla squadra biancoceleste. Sacon intanto, Sacon per Giappa, Donin, la solata, porta avanti il pallone con il mancino, davanti a lui c'è André, palla sganciata all'indietro per Sacon, e poi c'è l'ultima deviazione da parte di un giocatore della squadra avversaria, e pallone che finisce quindi a favore della formazione allenata da Silvio Roscia. Dopo 2 minuti e mezzo circa, verso Donin, il pallone che non filtra per l'ottimo controllo da parte, l'anticipo di Canal, il capitano. Donin, la chiusura ancora da parte del giocatore biancoceleste, ci sono delle proteste di Giannatasio, il numero 8 parla con Andrea Saggese, con l'arbitro che ora dà il via all'azione. Parte il tiro, Giappa al limite dell'area di rigore, il suo sinistro viene deviato in angolo da André, occasione importante per la formazione di casa, e ora corner battuto da Sutton per Sacon. La deviazione è da qualche istante che la squadra trevigiana sta mettendo pressione alla difesa avversaria, con André, poi Canal e gli altri giocatori pronti a difendere. Donin, altra deviazione a favore della formazione di casa, l'ennesimo tentativo dal corner di destra, sempre sulla palla vediamo Sutton, Sacon, Sutton, questa volta è un'azione un po' più costruita, con Sutton che nuovamente guadagna una rimessa laterale, questa volta dal settore di sinistra. Continua la pressione in attacco della squadra della Came Treviso, si cerca un pallone, eccolo qui che arriva dal crono Giacomo Voltarella. La palla ora a disposizione per questo tiro di Sacon, e altra deviazione, non riesce proprio ad uscire dalla propria metà campo la squadra ospite, che è costretta a difendersi su queste continue iniziative della formazione bianco-blu, anche se come potete vedere maglia e pantaloncini e calzettoni sono di colore
scuro, proprio per differenziarsi evidentemente dai colori della squadra ospite che fa difficoltà ad uscire dalla propria situazione difensiva. Pallone recuperato da Giappa e Sacon approfitta di questa errata fase difensiva della formazione del Vitulano Dragostor Manfredonia per portarsi in vantaggio, quindi a 16-29. Rivediamo un gioco di ragazzi per Sacon per mettere il pallone alle spalle di Caio, e quindi risultato di 1-0. Continua pressione sui portatori di palla, e in questa fase della partita ha dato come risultato questo gol che abbiamo visto nel replay, quindi punteggio che si sblocca. Inizio facile insomma di questo match per la squadra trevigiana. È evidente il gap tecnico tra le due squadre, basta un minimo pressing per mettere in difficoltà i portatori di palla del Vitulano Dragostor Manfredonia. 1-0, come vedete bene dalla nostra sovraimpressione, a 16-10 dal termine del primo tempo. Rilancio lungo con la testa Pietrangelo, mette fuori il pallone, ottima la lettura da parte del portiere che ha deciso di uscire dalla propria area di rigore. Barbieri intanto con il numero 10, all'inizio non era nella lista, poi è stato aggiunto. In contropiede la possibilità di Sutton di battere verso la porta, ma c'è ancora la difesa biancoceleste che ferma tutto, e quindi possibilità nuovamente di attacco. Questa volta il pallone recuperato subito dalla formazione della Manfredonia, che ora ha la possibilità di costruire questa ripartenza, ma non riesce per ancora l'intervento in fase difensiva da parte della squadra della Came. Intanto vediamo Canal per Barbieri, poi Murgo, pallone che è ancora per Canal, la triangolazione col Canal, parte il tiro diretto verso la porta, va a lato del palo alla sinistra di Pietrangelo, e quindi si riprende con la rimessa dal fondo. Donin perde il pallone, poi in qualche modo lo recupera, ma lo regala a Canal. L'intervento risolutore da parte di Pietrangelo, e questa è stata un'azione molto importante per Manfredonia. Ancora Canal va a pareggiare i conti, 14-51. Una dormita nella gestione di questa fase della partita da parte dei giocatori della formazione della Came Treviso, e dopo una prima opportunità alla seconda non sbaglia il marcatore d'eccellenza della Vitulano Dragostor Manfredonia. 1-1. Colpevole nella gestione del pallone, così come era lo stato dall'altra parte del Manfredonia, regalato questo gol, dobbiamo dirlo, anche da parte della Came Treviso. 1-1 con Manfredonia che prende fiducia, costruisce questa nuova opportunità, pallone che finisce sul fondo con André, ma nuovamente la squadra biancoceleste è riuscita a rendersi pericolosa. Sembrava una partita che potesse essere immediatamente in discesa per la formazione veneta, ma fatto sta che ora il punteggio è di 1-1. Tanto si sta riscaldando Dieve, pronto ad entrare successivamente in campo. Saccona la tale indietro, poi vediamo Giappa con il puntone per Luis. Luis parte il destro e la parte interna della traversa, il pallone che però esce clamorosa questa occasione, vicinissima al raddoppio la Came Treviso con il tiro di
Luis dopo lo scambio con il destro e la palla che finisce fuori. Sfortunata che in questa occasione la squadra di casa, dopo l'ottima combinazione tra i due giocatori della Kame, poteva riportarsi immediatamente in vantaggio la squadra bianco-blu, ma il punteggio è ancora di 1-1. Azzoni di guida, Giappa in mezzo a tre giocatori, gestisce molto bene la sfera, il pivot della Kame. Luis si sgancia, palla gestita da Di Guida, pallone che in qualche modo è tenuto a bada da Di Guida, poi c'è l'anticipo, Giappa in velocità per Luis Felipe, ancora pallone per Azzoni, Luis Felipe, palla per Azzoni, c'era il corridoio libero però non è riuscito a entrare in rotta di collisione con il pallone il qui inquadrato giocatore della Kame e non è riuscito quindi a sfruttare l'assist che lo avrebbe liberato completamente davanti al portiere. 1-1 con Murgo, intercettato il pallone da Musumeci, finisce tra le mani di Caio, con la situazione ancora pericolosa nella gestione da parte del pallone all'interno della propria area di rigore. Deve fare molta attenzione la squadra ospite a gestire al meglio questa fase di partita, anche perché ha avuto l'opportunità di pareggiare subito i conti e quindi andare a regalare ancora un altro gol alla Kame non sarebbe una gran scelta, si fa per dire. Culani, entra in campo il numero 9, abbiamo anche Dialve, alcune sostituzioni, intanto c'è Barbieri, Musumeci in mezzo a tre avversari, se ne fugge Luis Felipe, Di Guida, cambio di gioco con centralmente ancora Luis Felipe, Di Guida, Luis Felipe, si fa vedere Musumeci, non viene servito, ancora Musumeci, cerca di mantenere la palla con Di Guida che ora va dall'altra parte per Azzoni, una serie di scambi, fa fatica però in questo frangente la Kame a trovare un giocatore libero. Ottimo il pressing del Manfredonia, ora c'è Musumeci in qualche modo si libera dei giocatori e però il pallone ha oltrepassato la linea nera, un po' di proteste accennate nei riguardi della decisione di Antonella Manca, ma la decisione è stata presa, quindi ci sarà la rimessa laterale a favore del Vitulano Dragostor Manfredonia sul punteggio di 1-1. A Sacona ha risposto Canal nel giro di 1 minuto e mezzo. Attenzione, ancora Canal e sfiora questa volta la rete il capitano della Manfredonia, occasionissima per gli ospiti. Canal arrivato a 13 gol stagionali, il capitano del Vitulano. Le indicazioni da parte del coach, poi si lotta su questo pallone, fanno continuare gli arbitri. Musumeci è costretto a tornare indietro, la palla per Azzoni, Di Guida, il piatto destro per Luis Felipe, nuovamente circolazione di palla da parte della Kame, in qualche modo mantiene ancora la sfera in proprio possesso la squadra di Silvio Rocha. Luis Felipe in verticale per Musumeci con il destro, poi si gira, poi decide di passare dietro il pallone, il pressing di Canal, la sventagliata in avanti a cercare sulla banda di destra il corridoio giusto per Azzoni, ma pallone troppo lungo. 9 minuti e 29 secondi per l'esattezza trascorsi
in questo primo tempo. 1-1, partita che sembrava, come dicevo prima, tutta in discesa per la Kame, che aveva premuto sull'acceleratore e in quella fase era riuscita a passare in vantaggio, ma subito dopo ingenuità difensiva della squadra di casa e pareggio di Canalla. Ora Musumeci si gira, ci sono ben 3 avversari su di lui, si lotta, vicino a lui c'è Di Guida che passa il pallone per Luisa Filipe. Luisa Filipe, la suolata all'indietro, in retromarcia all'interno della propria metà campo, il controllo della situazione, poi il passaggio per Di Guida. Ancora per Luisa Filipe, si ferma, bloccato, davanti a lui c'era André, con il passaggio ancora per Luisa Filipe, per Musumeci. Ora sulla banda di sinistra si cambia fronte d'attacco con Di Elven che lo controlla, la lotta, l'arbitro dice che è tutto regolare, può partire in contropiede, attenzione, André libero sulla destra, però c'è anche la possibilità di questo tentativo ciabattato di Culani, allora riprende Di Guida per Azzoni, è libero in area di rigore però controllato da Canalla. Musumeci, la palla per Musumeci, si gira Musumeci, pallone che rimane lì e calciato fuori dalla propria area di rigore da parte del capitano della Manfredonia. Si riprende a giocare con Di Guida per Azzoni, Musumeci, palla che finisce fuori, altra buona opportunità per la formazione della Kame che evidentemente quando si tratta di accelerare lo fa e diventa pericolosa, quando rallenta il gioco ovviamente ne beneficia invece la squadra avversaria. Di Guida in mezzo, non arriva il tap-in vincente di Luisa Filipe e palla che finisce dall'altra parte. 9-0-8 al termine del primo tempo, ancora 1-1, si alza il volume del tifo trevigiano con Manfredonia che però cerca di ripartire, che è Orlandi Elve, il pallone arretrato per ancora Barbieri, poi il tiro a campanile, la deviazione di Luisa Filipe e la squadra ospite guadagna il corner. Pallone che deve essere recuperato, eccolo qui, tra le mani di Barbieri. Si tratta di angolo, infatti l'arbitro. Pallone in mezzo per Canala, la girata di destro con la sfera che sorvola di pochissimo sopra la traversa della porta difesa da Pietrangelo. Rientra in campo Sutton e poi anche in attacco Giappa, 2 cambi in questa fase. E c'è anche l'entrata in scena di Del Gaudio, il numero 9. 2 giocatori di attacco come Del Gaudio e Giappa per aumentare la resa in fase di eventuale marcatura. Pietrangelo con i piedi, l'anticipo con i pugni del portiere, palla che finisce nuovamente al numero 1 della squadra trevigiana che fa ripartire l'azione. Nuovamente Sutton riparte ancora questa iniziativa di Del Gaudio sul cerchio centrale del campo, viene abbattuto il numero 9, eccolo qui, che si è spostato ora sulla destra. Sutton 1 contro 1, si allarga Del Gaudio, prova a cercare la sponda per Saccone, ancora per Sutton, su di lui Giannatasio, palla che arriva ancora al numero 10, Sutton decide di accentrarsi, Canala prova a recuperare il pallone, costringe a questo retropassaggio il giocatore della Kame e Manfredonia che recupera la sfera, ancora con Giannatasio, viene bloccato il numero 8, rimessa dal fondo a favore della Kame. 7:33 al termine della prima frazione di gioco, risultato 1-1 qui al Palaciconia di Ponzano Veneto. Del Gaudio, Sutton stava per rubargli il pallone Giannatasio, non mantiene la Kame, Giappa consueta azione spalle alla porta, poi si libera frontalmente, la chiusura ottima
da parte della squadra biancoceleste, ma tranquillamente il pallone ora è gestito con le mani da Pietrangelo. Del Gaudio con Barbieri su di lui, lo scarico là indietro, palla che Sacon cerca di allargare sulla sinistra per Giappa, che era troppo in posizione centrale e non riesce a raggiungere il passaggio, e c'è il time out richiesto da Remura. Quindi le analisi di questa partita con le due formazioni che si riuniscono davanti alla propria panchina, inquadrata quella di Manfredonia con evidente richiesta da parte del tecnico ospite di determinate situazioni di gioco, e anche di qua dall'altra parte Silvio Roscia che parla in particolare con Giappa. Evidentemente ci devono essere i movimenti ben fatti per trovare il varco giusto. Rivediamo intanto l'ultima azione con Canala che ha buttato il pallone in rimessa laterale dopo questo tentativo d'attacco della Kame. È terminato il tempo a disposizione per il time out, eccolo qui, la sirena che viene suonata da Giacomo Voltarella, il crono di Treviso. Giannatasio è pronto a rimettere in gioco il pallone, Canala l'ha girata subito verso Barbieri, l'anticipo di Sacon, pallone di Giannatasio, Canal subito in velocità, la chiusura di Sacon, palla per Giappa, l'anticipo in scivolata da parte di Barbieri che aveva seguito ottimamente l'azione in quella situazione di gioco. Sutton, palla per Giappa, Sutton, pallone calciato, non c'è deviazione e quindi si rimette in moto la formazione del Manfredonia. André lanciato, troppo alto il pallone, non riesce a recuperarlo. Ed ora ancora la Kame in questi ultimi poco più di 6 minuti di gioco cercherà evidentemente di sbloccare il risultato a proprio favore prima di andare negli spogliatoi. Lo aveva già fatto in un'occasione, poi è stata ripresa. Del Gaudio con il mancino, pallone gestito male da Sutton in questa occasione. Si parlano i due giocatori. Nel frattempo di Elv, Murgo in campo, Canal un po' di respiro per il capitano, anche lui in panchina, si sta mettendo il frattino. Murgo sventagliata, assolutamente sbagliata da parte del Manfredonia, risultato di parità. Porta avanti il pallone Sacon, palla per Sutton, Giappa, Del Gaudio, ancora Sutton, pallone per Sacon, Sutton intercetta la sfera Murgo per un attimo, nuovamente tra i piedi dei giocatori di Silvio Roscia. Giappa per Sutton, in qualche modo spazza via dalla propria area di rigore Murgo e sta scivolando via il primo tempo di questa partita, che ha offerto i primi due gol nei primi 5 minuti, circa 5-6 minuti. Poi ci sono state altre azioni importanti sia da una parte che dall'altra, in particolare per la Kame che ha colpito la traversa, la parte bassa della traversa, ma il pallone in quell'occasione è uscito, è rimasto diciamo in campo e non si è saccato dentro la rete. Un po' di sfortuna in quell'occasione per
la squadra di casa, che ora riprende nuovamente a gestire questa azione d'attacco. Sbagliato completamente questa verticalizzazione, ma sbagliato anche questo passaggio. Pallone offerto a Giappa, Sacon, pallone per Suto che può provare il tiro, la palla che viene portata via in qualche modo, ma Sacon ancora in mezzo, niente da fare. Ancora Sutton, delle folate improvvise in attacco da parte della Kame, ma non sono costruite più, è la foga, la voglia di riportarsi in vantaggio della Kame che sta facendo la differenza in questa fase della partita. A 4:17 prima dell'intervallo, Sacon di guida, palla per Giappa si gira con le mani, il pallone alzato da Ainsa Suarez Caio. Ainsa Suarez Caio con il pallone che finisce fuori. Di guida, Perazzetta in mezzo, Giappa, Sacon, di guida, palla ancora per Perazzetta, nuovamente per Sacon il pressing da parte del Manfredonia. Perazzetta, Sacon prova ad andare in mezzo, Giappa, palla recuperata e poi è a favore della squadra del qui inquadrato Murgo, che si appresta a rimettere il pallone in azione con questa rimessa in gioco. Pallone dato male, ora tra i piedi di Perazzetta, Sacon fronteggiato da Luis Garcia, e ancora la palla che viene recuperata al Manfredonia. Deve intervenire su questa iniziativa di André Pietrangelo sul primo palo, ben posizionato il portiere della Kame, ma ancora una volta di rimessa si è resa pericolosa la squadra. Rivediamo il destro e la risposta di Pietrangelo, pallone che va fuori, un bel tiro, davvero un bel tiro di Luis Garcia, con palla che si alza di poco sopra la traversa della porta difesa da Pietrangelo. Rientra in campo Luis Felipe, molta rotazione per la squadra della Kame, che ha a disposizione un buon roster per poter fare tutto questo. Di guida l'anticipo, Andrea all'indietro per il proprio portiere, il colpo di testa ancora che porta il Manfredonia nuovamente in possesso della palla. Giappa cerca di proteggere quella zona del campo e il tiro dall'altra parte di Elve con il sinistro, la chiusura in difesa della Kame. 2:49. Entra Canal che può fare col suo tiro male alla difesa della Kame. Ora si porta in mezzo all'area di rigore. Giappa, in qualche modo poi la palla arriva a Pietrangelo verso Perazzetta con le mani, troppo lungo per il numero 17. Fase non esaltante del match in questi ultimi minuti prima del riposo. André cade a terra, forse sperava in una punizione. C'è la rimessa in gioco a favore del Vitulano Dragostor Manfredonia, che ora prova il tiro con Barbieri. Pronta nuovamente Pietrangelo, cerca subito la ripartenza, tutto regolare Canal, tanto si erano attorcigliati giocatori, con Dielve che ora si è rialzato, sorride verso l'arbitro Antonella Manca. Tutto regolare per gli arbitri. Rimessa laterale in zona d'attacco con André per il tentativo di costruire l'azione da parte del Vitulano.
poi c'è un tiro, uno sparato abbondantemente lontano dalla porta della Came di André. 126 secondi al termine del primo tempo, con Azzoni che porta il pallone, poi lo scarica sulla sinistra per Di Guida. Azzoni prova l'azione personale Azzoni e poi viene fermato in qualche modo Di Guida, non ci pensa su due volte, decide direttamente il tiro verso la porta avversaria, ma non è efficace la sua iniziativa. André, Canal, palla che non viene addomesticata da André e quindi si ripropone la Came ripartendo dal proprio portiere. Pietrangelo sbaglia tutto ancora una volta, l'estremo difensore della Came. Giappa cerca di rubare il pallone, in qualche modo ci riesce, poi l'ultimo tocco secondo Antonella Manca del capitano. Azzoni, Donin, Di Guida, ancora per Donin, numero 22, Di Guida, solito pressing a 3, in questo 1-3 da parte della formazione ospite. Canal capisce tutto, prova a ripartire subito in attacco, ma non ci riesce perché palla troppo lunga per Barbieri, ma avete visto come Canal aveva capito quello che potesse essere il passaggio del giocatore della Came per rubargli il pallone. Di Guida, palla che si alza, attenzione Canal, pericolosa questa situazione per la Came, poi sbaglia tutto comunque con Donin che recupera il pallone. Giappa, ultimo uomo, dà per Azzoni, cerca il passaggio di ritorno in una posizione centrale. Barbieri sbaglia tutto anche in questa occasione, il rilancio troppo lungo, fa il segno di ok al proprio portiere il giocatore ospite. 25 secondi, vedremo se verrà costruito qualcosa di interessante in questi ultimissimi scampoli del primo tempo. Giappa, Donin in surplus, Donin prova evidentemente a cercare il tiro, Giappa, mancano pochissimi secondi e parte il tiro di Giappa, ma a tempo ormai scaduto. Bene, si conclude qui il primo tempo, effervescente nella prima parte, sicuramente un po' noioso nella seconda, con il risultato che è appunto di 1-1 tra la formazione della Came Treviso e del Vidulano Dragastore Manfredonia. Per ora è tutto, ci sentiamo ad inizio ripresa.
Ed eccoci qui nuovamente, le immagini che vi arrivano dalla Palacicogna, 1-1 tra Came e Manfredonia. In questa giornata di campionato, un campionato che offre diversi turni in questo mese di febbraio, molto intenso per il futsal di Serie A. Si riprende il match con il possesso di palla da parte del Manfredonia e con la Came che cerca un po' di pressare sui portatori di palla. Pallone che finisce fuori su questo rilancio che intendeva servire Barbieri. L'arbitro dice che si deve riprendere con una rimessa dal fondo, con le mani subito Pietrangelo per Sacon, la palla per Luis Felipe, pallone ora per Giappa, in qualche modo ha cercato di sottrarsi dalla marcatura degli avversari, non c'è riuscito e quindi pallone che ritorna tra i piedi dei giocatori ospiti, circolazione di palla, Canal, su di lui c'è Sutton, in qualche modo viene bloccata l'azione del capitano della Manfredonia, Luis Felipe. Pallone che viene recuperato subito dal Manfredonia e poi in qualche modo ha calciato verso la porta avversaria Canal e pallone che finisce sul fondo. Un po' strano questo tentativo del numero 11 biancoceleste. Sutton, Luis Felipe, Sutton, palla per Sacon, l'anticipo tentato su Giappa, non riuscito, il pallone ancora per la Came, Luis Felipe cade a terra nel frattempo, Giappa tutto regolare, si rialza il capitano, Luis Felipe, Canal che cerca di bloccarlo, dall'altra parte per Giappa, Luis Felipe, parte il tiro, la chiusura ottima del portiere e intanto c'è la ripartenza in velocità con Barbieri, la chiusura di Pietrangelo, ottima chiusura con il corpo del numero 1 e intanto poi sul primo palo il tentativo di Canal in velocità. Questa azione del Vitulano, rivediamo con la spalla destra, in qualche modo è riuscito a tenere la palla fuori dalla propria porta Heinz Sores Caio, sulla maglietta il numero 12 ha scritto Heinz, se non andiamo errati. Intanto pallone che finisce fuori dal campo con ancora la Came, Luis Felipe, Sutton porta zonzo un po' l'avversario, l'anticipo su Giappa, pallone che comunque rimane tra i piedi dei giocatori di Rocha, Luis Felipe, Giappa mantiene il pallone, Sutton, Luis Felipe, torna all'indietro Sacon, viene quindi servito il numero 89 per Sutton, palla che finisce fuori a favore del Manfredonia. André cerca di far proseguire Canal in questa azione, poi Giappa anticipato ancora molto bene Canal, attenzione, la possibilità del tiro, in qualche modo si fa vedere due volte la bravura del portiere della Came Pietrangelo e poi un altro intervento della difesa della Came, una prima volta, poi rivediamo la seconda con questa ulteriore opportunità costruita dalla formazione ospite, che ora ci riprova con l'esterno sinistro
che è calciato da Giannatasio, e quindi insomma la squadra del Manfredonia sta cercando in qualche modo di portarsi in vantaggio, di cogliere un importante successo, sarebbe veramente un importante successo qui in terra trevigiana nel caso di vittoria per il Vitulano Drugstore Manfredonia. Ora circolazione di palla per la squadra biancoceleste con André Canal. André sta giocando molto bene qui a Ponzano Veneto, il Vitulano. Ancora in possesso di palla proprio la squadra che gioca in trasferta, con pallone che ora è tra i piedi di Murgo, e la Kame deve ancora in questa fase qui deve difendersi. Scivola via la sfera, secondo l'arbitro il pallone è a favore della squadra capitanata da Canal, che ora ha proprio in mano la sfera. Canal per André Canal, il capitano, prova a mettere in mezzo il pallone in velocità. Canal, parte il tiro. Sono sicuramente più pronti, più veloci i giocatori del Manfredonia in questa fase della partita. Evidentemente l'avevano preso sotto gamba un po' questo confronto i giocatori di Silvio Roscia, e ora si stanno accorgendo che non è proprio così facile battere il fanalino di coda. André, sono passati 4 minuti e mezzo e in questa fase della partita vediamo decisamente un Vitulano Drugstore Manfredonia migliore rispetto alla Kame, che ora vede in Roscia prendere la decisione di far uscire Giappa e far entrare Musumeci. La squalifica di Wallax sta pesando, evidentemente manca la fantasia del giocatore che abbiamo appena visto camminare vicino alla nostra postazione. Eccolo lì. E quindi Donin, dopo 5 minuti del secondo tempo, Musumeci all'indietro per Pietrangelo, lungo il pallone, colpo di testa provato da Azzoni, non riesce ad intercettare la sfera e spizzarla per quanto basta. Esce Sutton, entra di guida con il numero 14 che va a posizionarsi dalla banda di sinistra in attesa di ricevere il passaggio di Azzoni. Donin, palla per Musumeci, Azzoni, Donin sta controllando molto bene in questa fase di gioco. La Kame quando è in possesso di palla all'interno della propria metà campo con i 3 giocatori che si passano il pallone viene messa in difficoltà, non trova i passaggi. Intanto Musumeci parte il tiro, deve evidentemente approfittare di qualche situazione di gioco favorevole la Kame per cercare di sbloccarlo. Intanto c'è il primo fallo. Il primo fallo per la squadra ospite, non ci sono stati tanti falli, per ora non si sente la tensione in campo, probabilmente quando entreremo negli ultimi 5-6 minuti di gioco vedremo qualcosa di diverso. Donin, pallone che finisce fuori. Manfredonia sta facendo la sua bella partita, è la Kame che sta giocando sotto la propria possibilità. Donin
sbaglia tutto, attenzione in velocità, la possibilità, il gol! Il raddoppio in contropiede da parte della formazione ospite con il 2-1. Avevamo appena detto insomma di questa situazione che si stava rendendo sempre più difficile da gestire per la Came, e con Murgo a 14:02 Manfredonia in vantaggio. Came che appunto sta giocando, come dicevo, ben al di sotto le proprie possibilità, e Manfredonia che ne sta assolutamente approfittando. Ed ora partita tutta da decifrare per quanto riguarda la Came, che evidentemente deve cambiare ritmo se vuole avere la meglio sui propri avversari in questa partita. Pallone che è uscito prima che venisse calciato da Azzoni. 13 minuti e 26, da qualche secondo è Manfredonia in vantaggio, la capovolta la squadra ospite dall'iniziale 1-0 all'inizio del primo tempo, poi l'1-1 e in questa fase della ripresa il 2-1 della squadra biancoceleste. Sarebbe un risultato importante per la classifica della formazione ospite. 3 punti d'oro. Azzoni, Saccon, Azzoni, Di Guida, Saccon, il pressing, ovviamente le ali dell'entusiasmo, le forze si moltiplicano per i giocatori in maglia biancoceleste. André, Barbieri per Gelvé, lungo rilancio, palla tra le mani di Pietrangelo. Azzoni, verticalizzazione cercata da Di Guida, Musumeci non arriva. È una fase difficile per i padroni di casa, cercano di pressare ora sui portatori di palla. Saccon viene messo a terra da Giannatasio, allarga le braccia, forse avrebbe voluto un cartellino giallo. Calcio di punizione che dovrà essere battuto dalla Came. Azzoni, è il secondo fallo per Manfredonia. Musumeci, spalle alla porta, Di Guida, Saccon, pallone per Musumeci che si gira in qualche modo incredibile. La tocca quanto basta. Heinz Suarez Caio, rivediamo, con il piede e con la caviglia già storta a terra, in qualche modo è riuscito a toccare il pallone. Parte il tiro di Saccon, vorrebbe la deviazione, il numero 89, poi cade a terra, si fa male l'estremo difensore del Vitulano. Sulla coscia sinistra qualche problema, esce Azzoni, rientra Luis Felipe. 11:49 al termine del match, risultato inatteso qui alla Palacicogna, ma per quello che si è visto tutto sommato anche meritato per il Manfredonia. Barbieri, avete visto in contropiede il pallone che si è alzato sopra la traversa. Luis Felipe ancora, la chiusura
di Barbieri, partitone da parte del numero 10, uno dei migliori assieme a Canale ovviamente per questa squadra che è arrivata qui in terra trevigiana alla ricerca di punti importanti e per ora ci sta riuscendo. Musumeci, Sgelvep su di lui, Musumeci non sa cosa fare del pallone, Luis Felipe, ottime sempre le chiusure dei giocatori del Manfredonia, rimessa laterale da parte di Luis Felipe, Sutton, Musumeci, spalla alla porta, cerca di sottrarsi alla marcatura dell'avversario, due uomini su di lui, gli rubano il pallone, può partire in contropiede, Canal, palla che arriva prima a Pietrangelo che a Giannatasio, dall'altra parte sul settore di destra questa volta, Luis Felipe, parte Luis Felipe, troppo d'esterno il tiro del giocatore della Came, palla che finisce sul fondo. 10:21 alla fine del match al Pala Cicogna, Came Treviso 1, Vitulano Dragstore Manfredonia 2. André, questi sono punti importanti in gioco perché chiaramente per quanto riguarda la Came, in caso di vittoria ci sarebbe l'aggancio all'ottavo posto, mentre è chiaro che per la squadra ospite sarebbero 3 punti importantissimi perché andrebbe a quota 12. È vero che ci sono da disputare anche le altre partite, in particolare attenzione perché ha beccato un colpo in testa, mi pare, c'è stato proprio un tiro che ha colpito il portiere, rivediamo, no, qui era già a terra il portiere. Si rialza comunque. Gli applausi per l'estremo difensore del Manfredonia. Sutton, la rimessa laterale, anzi il corner, pallone messo in mezzo, Sacon attende che il pallone finisca fuori, preferisce ripartire con tranquillità la Came a 9:45. Luis Felipe, Sacon in verticale, Giappa, le indicazioni di Silvio Rocha su quelli che devono essere i movimenti dei propri giocatori. Sutton porta avanti il pallone, il tiro, palla che finisce fuori. Evidentemente il fatto di giocare ogni 3 giorni ha ridotto un po', diciamo, attenzione Giappa, cosa ha fatto Giappa? Doveva tirare, ha deciso di fare un passaggio all'indietro, non si sa per chi. Luis Felipe, Sutton, su di lui c'è Gevel, pallone che finisce fuori. Canal ora è pronto, respira un po', prende qualche secondo. Ora André, poi lancio lungo per Giappa
Sacon, Sutton, vediamo se si accentra e tira Sutton, infatti è così. Sacon, parte il tiro e parte il gol, rovesciata da parte di Giappa. Spettacolare questo gol, spettacolare, in acrobazia il pareggio di Giappa a 8:41, davvero spettacolare. Rivediamo Sacon, in qualche modo c'era stata una deviazione, il pallone è andato sul palo e poi il grande tocco acrobatico da parte di Giappa. 2-2, partita che si riapre. Si stava aprendo una specie di psicodramma per la Kame sotto di una rete, però attenzione perché c'è ancora la possibilità del Manfredonia di ripartire in velocità. Era pronto a scoccare il tiro Canal, che si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Eccolo qui Canal, parte il tiro, appena detto. Giappa colpisce di testa il pallone andando in anticipo su Giannatasio. Punteggio di 2-2. La squadra della Kame è abbonata, per così dire, ai pareggi. Sino ad ora sono 3 le squadre che hanno pareggiato 7 volte, appunto la Kame Treviso, il Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal. Rilancio, Giappa in qualche modo no, c'è gioco pericoloso, punizione di seconda. André per Canal, parte il tiro, c'è stata una deviazione. Pietrangelo aveva cercato in qualche modo di evitare il corner a favore della squadra avversaria, non ci è riuscito e quindi è André che va a recuperare la sfera e a proporre questa opportunità in attacco per la propria squadra. Qualche problema, deve allacciarsi bene lo scarpino destro Canal, tutto ok, arriva il fischio dell'arbitro. Pallone per Canal, sinistro di Canal, pericolosissimo. Dall'altra parte il colpo di testa di Giappa a 7:36. Su questo punteggio di 2-2 vedremo anche dal punto di vista tattico quali potrebbero essere le indicazioni da parte di due allenatori, se ad esempio uno dei due tenterà di mettere in campo il portiere di movimento, perché è chiaro che un pareggio sarebbe limitante per quanto riguarda la classifica di entrambe le squadre. Vedremo se ci sarà uno dei due allenatori che avrà il coraggio eventualmente di proporre il portiere di movimento anche nel risultato di 2-2. Intanto vediamo come andranno questi ultimi minuti per capire se i prossimi minuti per capire se ci sarà qualche cambiamento dal punto di vista, da questo punto di vista. Sacon, Sutton, pallone per Delgadio, parte il tiro, la risposta di Caio e poi dall'altra parte, attenzione, occasionissima con Barbieri, fermato da Pietrangelo, ma ancora una volta in contropiede i biancocelesti fanno veramente paura alla Kame. 6:40 con la rimessa in gioco a favore degli ospiti. André, sempre lui, rimette in movimento la sfera,
Attenzione perché riparte in contropiede, quasi di rimessa in velocità la squadra. Eccolo qui, ancora con la gestione della palla. Pallone che finisce fuori. Non è andata a buon fine questa volta l'azione di attacco del Vitulano e quindi ci prova Giappa in qualche modo, prova il tiro, 2-3 avversari sempre su di lui, pronti a raddoppiare le marcature sul pivot della Kame. 6-11. Pallone messo in mezzo, Saccon, ultimo tocco secondo l'arbitro da parte dei giocatori della Kame. Le proteste, Andrea Saggese va a parlare con Di Guida. Sono proteste, è inutile che proseguirle perché comunque sia la decisione ormai è presa, è difficile che l'arbitro cambi idea, a meno che non ci sia l'intervento del collega. André, un rilancio lunghissimo, quasi riesce a mantenere in campo Murgo il pallone. Sutton, ed eccolo qui Di Guida che ha tanto protestato precedentemente con l'arbitro. Giappa si libera dell'avversario, Giappa prova il tiro Di Guida, poi pallone che ritorna tra le mani di Pietrangelo, ancora Di Guida, Giappa in qualche modo si libera dalla marcatura ma non riesce ad intervenire. Le proteste del pivot della Kame, Di Guida e poi d'esterno destro sbaglia questo appoggio, anche perché Giappa stava ancora parlando praticamente con l'arbitro. 5-21 tanto alla fine della partita. Sbagliato il passaggio, o meglio invece di che si passino i 4 secondi il giocatore Manfredoni ha deciso di liberarsi del pallone con Barbieri sull'altro numero 10 della partita. Palla per Di Guida, troppo lunga, l'anticipo del portiere sull'altro portiere, subito in velocità per Di Guida, attenzione, pallone messo in mezzo, non c'era nessun giocatore, il proprio compagno di squadra a mettere in rete. Occasionissima per la squadra di casa, era saltato a vuoto il portiere, si mette le mani tra i capelli Di Guida con il pallone che ha attraversato tutta la porta in difesa, non c'era più nessuno davanti alla porta. Attenzione perché André aveva provato a rubare il pallone a Sutton, dall'altra parte Giappa il colpo di petto e poi la rimessa in gioco su questo tentativo di rubare il pallone da parte di Sutton. 4:38, Barbieri entra con Canal, protagonisti questi due giocatori. Di Guida, Sutton per Giappa per Di Guida, pallone messo in mezzo, a traino stava arrivando Sutton, sempre ottima la difesa degli ospiti. Sutton, Giappa svirgola il pallone, mancano 4 minuti e 19, non vediamo per ora nessuna chiamata di time out da parte
dei due allenatori, che aspetteranno evidentemente l'ultimo secondo, se fosse necessario, per dare indicazioni. È ancora molto in bilico questa partita. Il gol! Clamoroso gol di Canal! Spettacolare, non ci ha pensato due volte, ha lasciato scoccare un destro vincente. Canal! Eccolo qui, pallone che arriva, non ci pensa due volte e trova il pertugio giusto. Canal per il 3-2. E come avevo detto prima, doveva succedere qualcosa perché uno dei due allenatori chiamasse il time out. Su questa situazione ora nuovamente in vantaggio Manfredonia a 4-0-8. Canal. Partita davvero incredibile quest'oggi al Palacicogna. Come le capacità tecniche di un giocatore riescono a fare la differenza quando la squadra avversaria non è in giornata. Non è la prima volta nella storia della Came che si trova in difficoltà con l'ultima in classifica. Ricordiamo anche l'anno scorso con Verona, con l'Olimpia Verona, che ha fatto veramente pochissimi punti. Grande difficoltà in questo sabato pomeriggio di metà febbraio per la formazione di Silvio Roscia. C'è la delusione nei volti della dirigenza della Came. Prima della partita avevamo visto il presidente Zanetti che stava seguendo da vicino il riscaldamento dei propri giocatori, probabilmente non aveva belle sensazioni per questa partita. E intanto portiere di movimento Luis Felipe con la maglia rossa del portiere della Came. 4-0-7. Vediamo come andrà a finire questa partita, davvero interessante, piena di colpi di scena. Pallone all'indietro, Sutton, Luis Felipe, Sutton, Giappa, Luis Felipe, parte il tiro, la risposta di Caio. Attenzione, il pallone che viene calciato verso la porta della Came, che esce sul fondo, vicinissima alla marcatura, ma è ovvio che non può fare in maniera differente la Came. Attenzione, Giappa non riesce a raggiungere il pallone, mantenimento della palla da parte del Manfredonia, cade a terra da solo. No, qui la scelta da parte dell'arbitro dice che c'è stato un contatto falloso, ne abbiamo visti sicuramente di più intensi. Pallone per Manfredonia, Barbieri dall'altra parte, pallone toccato di testa, esce Pietrangelo per questa rimessa laterale, al suo posto Luis. Portiere di movimento ancora per la squadra della Came, ovviamente in questi 180 poco più secondi a disposizione per provare a pareggiare qui al Palacicogna. Sutton, Luis Felipe, Del Gaudio, Luis Felipe, Sutton, posizione centrale, Sacon, Luis Felipe, tanto movimento dinanzi alla porta di Caio, pallone che viene messo fuori da Canal, pardon. Autore della terza marcatura per la sua squadra e anche dell'1-1. Intanto il pallone va in rete, l'ultimo tocco proprio di Canale, non vorremmo che fosse un autogol del capitano, e punteggio ora di 3-3. Vediamo se c'è il replay. Sì, c'è stata l'autorete di Canal.
autorete a 2,27. È incredibile come in questa partita a fare la differenza in tutti i sensi sia stato Canal. Ora non c'è più il portiere di movimento. Vediamo altro tentativo da parte del Manfredonia con Zelelv. Pubblico infuriato per la scelta della signora Antonella Manca della sezione di Sassari di assegnare la rimessa laterale a favore della Manfredonia. Manfredonia che ora proverà a riportarsi in vantaggio. Canal, autore di 2 gol e di un'autorete, protagonista nel tabellino dei marcatori in tutti i sensi, sia da una parte che dall'altra di questa partita. Portieri di movimento, attenzione da parte della Kame che tenta il tutto per tutto. Con Del Gaudio questa volta in campo sul settore di destra, il numero 9 in possesso di palla, il sinistro per Sutton, ancora il passaggio di Giappa per Sutton, palla per Giappa per Sutton, 1,44, scorre il tempo, pallone per Del Gaudio, palla per Di Guida, perde il pallone, attenzione, la palla che sta per entrare in rete, Canal, ancora Canal, clamorosamente Canal, pazzesco il cuoricino che tanto va di moda a Sanremo nel brano musicale, cuoricini da parte di Canal rivolti alla nostra telecamera. È davvero clamoroso quanto sta accadendo qui al Palacicogna. È una partita che ricorderà per un bel pezzo Canal, ma non è finita, pallone che finisce fuori, Del Gaudio, pallone per Sutton, 3-4 a 70 secondi dalla fine, cerca l'impresa il Manfredonia, palla per Del Gaudio, Di Guida, clamoroso ancora l'intervento difensivo. ...62 secondi... Saccon, Sutton, Saccon, Del Gaudio, parte il sinistro, l'intervento di Caio. Fino all'ultimo secondo questa partita sta offrendo emozioni come solo il futsal sa offrire. Del Gaudio, Saccon, Sutton, palla che finisce fuori e la rimessa in gioco per il Manfredonia, 43 secondi alla fine. Rilancio lungo, pallone che finisce fuori. Potrebbe arrivare la terza vittoria stagionale della formazione del Vitulano Drugstore Manfredonia. Ultima azione, se non ultima, penultima al massimo. Del Gaudio, Saccon, palla per Del Gaudio. Del Gaudio porta zonzo il pallone, pallone messo in mezzo. Canal e poi il tiro al palo. Palo clamoroso di Sutton. Saccon, ancora Sutton, Giappa e palla finisce. Clamorosa partita, signori. L'ultimo tentativo della Kame, Del Gaudio, pallone che rimane lì, incredibile, palla che non entra e praticamente finisce qui il match. La vittoria del Vitulano Drugstore Manfredonia in un finale clamoroso che ha offerto veramente emozioni fino all'ultimo secondo. Questa partita ha offerto emozioni, la grande gioia da parte del Vitulano Drugstore Manfredonia che porta a casa il terzo successo in questa stagione. I grandi abbracci per lui, il protagonista Canal,
autore di una tripletta e di un autogol, ma sul punteggio di 3-3 a 2:27 ci ha pensato nuovamente il capitano del Manfredonia a riportare i 3 punti e la vittoria in casa ospite. Bene, è veramente tutto qui dal Palacicogna. Andrea Martucci vi ringrazia per averci seguito in questa bellissima partita. Ringrazia anche la parte tecnica, in particolar modo la regia di Italo Morao. A risentirci.